Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura la politica con Gianfranco Miccichè che durante la discussione sulla finanziaria in aula ha affermato di essere contento per il lavoro compiuto fino ad ora dal nuovo governo regionale, in cui ha riconosciuto un nuovo metodo basato su un maggiore dialogo con i deputati. Questo significa che improvvisamente adoro il presidente Schifani? No, lo detesto. Lo dico con grande sincerità perché mi sono sentito tradito, ha detto Miccichè. Poi un paragone storico. Certo, presidente Schifani e tanti sono stati traditi nella storia, a partire da Gesù, Giulio Cesare. Vi ricorderete di Bruto? Io sono certo che alla fine della storia Bruto sarà sempre lei e io sarò Giulio Cesare, ha affermato l'ex presidente dell'ARS. I carabinieri del Rossa hanno arrestato Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara, sospettato di aver fornito cure mediche a Matteo Messina Denaro durante il suo periodo di latitanza. Tumbarello è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falsificazione ideologica. Intanto resta in carcere Andrea Bonafede, il geometra accusato di aver prestato la sua identità al capomafia. A confermare la sua permanenza in carcere è stato il Tribunale del Riesame che ha respinto il ricorso presentato dalla difesa dell'indagato. Arrivano le prime reazioni in merito alla realizzazione del nuovo cantiere Gigafactory Frisan a Catania, che entro il 2024 sarà la più grande fabbrica di pannelli solari in tutta Europa, con una capacità produttiva di 3 gigawatt all'anno. Fortemente sensibili ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, non possiamo che accogliere favorevolmente l'opportunità rappresentata dal nuovo polo energetico previsto da Enel, dicono i rappresentanti della CISAL Federenergia. Una notizia straordinaria per il nostro territorio e in particolare per la sua economia e per il lavoro, il commento invece della UGL locale. E chiudiamo con il meteo. Da domani ritorna il maltempo in Sicilia. Nel litorale tirrenico si prevedono cieli molto nuvolosi con deboli piogge per tutto il giorno. Sulla costa ionica ci si aspettano cieli coperti e piogge intense dal pomeriggio che potrebbero anche diventare temporalesche. Sulla costa meridionale si prevede una giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge in serata. Le zone interne avranno cieli molto nuvolosi o coperti per tutto il giorno con deboli piogge previste dal pomeriggio. Alla luce delle avverse previsioni meteorologiche, la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla valida per tutta l'isola. Le temperature continueranno ad essere basse con valori simili a quelli dei giorni precedenti. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.